Questione. Proporre il referendum a novembre o in primavera? Allora, io sarei, il mio parere sarebbe meglio in primavera. Perché? Perché prima di tutto si risparmierebbero quei 12 milioni di euro di cui si potrebbe chiedere il conto, si potrebbe chiedere una percentuale, eccetera, eccetera. Ma soprattutto perché, come è stato anticipato, sarebbe un cavallo di battaglia sbagliato. Se noi andiamo avanti con la questione, noi utilizziamo questi 12 milioni di euro e poi qualcuno ci dice avete sprecato, non è il momento per fare un discorso di questo genere. Certo, ci sono delle questioni molto più urgenti, disoccupazione eccetera, e non mi dilungo su questo. Quindi potremmo utilizzare anche questo aspetto, invece di dire noi abbiamo sprecato, possiamo cavalcare un altro cavallo. Noi abbiamo fatto risparmiare alla regione 12 milioni di euro e sarebbe già un punto a nostro vantaggio che comunque ci darebbe una certa visibilità all'interno della nostra isola. L'obiettivo, come è stato detto, è il quorum, bisogna raggiungere il quorum del 33%. Perché farlo in primavera? Perché abbiamo più possibilità di organizzarci meglio, di arrivare in tutte le case, di fare i discorsi più approfonditi, organizzarci meglio e far capire le persone. Noi non dobbiamo raggiungere soltanto il quorum del 33%, ma dobbiamo cercare di raggiungere la percentuale più alta possibile, in modo che ci sia quasi un plebiscito dalla Sardegna. Questo sarebbe un messaggio forte che potrebbe far resistere il governo di andare avanti con la sua scelta, del suo pensiero di poter installare in Sardegna delle centrali. Accorpamento per le amministrative, certo, il 40% dei stati chiamato alle urne. Le amministrative sono le elezioni più sentite dai cittadini di tutto il mondo, credo, in quanto vengono scelti gli amministratori più vicini, quindi un'ottima via, naturalmente, di ballottaggi, non ne parliamo nemmeno. Un altro punto, per esempio, rischiamo che affrontando il discorso a novembre, che noi abbiamo pochi mesi per organizzarci, settembre molte persone stanno in quelle vacanze, quindi avremo ottobre, credo che non sia fattibile. E soprattutto rischiamo anche un'altra questione, che la questione nucleare non sia ancora molto sentita. Adesso il governo non ha ancora iniziato la sua campagna mediatica in maniera potente e ogni tanto si deve qualche comunicato, ma ancora hanno dei problemi perché poi in realtà si sta bella di marcia per quanto riguarda la creazione dell'Agenzia Nazionale del Nucleare, eccetera, eccetera. Sono 4 giorni in Senato e discuterla. Poi c'è anche un'altra questione da mettere in conto. Il governo è in seria difficoltà, sta vacillando. Se noi facciamo questo referendum in primavera, è anche possibile che il governo sia caduto e che si risparmiano ulteriori soldi dalla nostra regione.